Beh, direi di sì, è una bella giornata non solo per Vinitaly, ma perché da oggi ufficialmente questo paese dice no agli OGM. Ci spiace per chi ancora è convinto che gli OGM siano la via di uscita alla crisi in agricoltura, perché la verità è un'altra, che la via di uscita è la valorizzazione delle nostre biodiversità. Ma ho già ben chiara la formazione della giunta, lo posso rivelare senza alcun problema, il che ce l'ho tutto io in testa, non ci sarà nessun problema di fuga di notizie, finirà Vinitaly, finirà ovviamente la visita del Capo dello Stato sulla quale dovremo concentrarci e non su altre cose, dopodiché parleremo di giunta regionale. E come si direbbe, se il buongiorno si vede dal mattino, questo per me è un grande giorno, non avrei mai pensato un giorno di inaugurare questa fiera, addirittura nella doppia veste di ministro e governatore, e ancor più avere il Presidente della Repubblica che mi tiene a battesimo per la mia prima uscita ufficiale. Noi dobbiamo valorizzare il Sud assieme al Nord, pensando che il federalismo debba essere un'opportunità per il Nord e per il Sud e non una guerra tra poveri. La guerra tra poveri non aiuta il Paese, noi siamo convinti che dovremmo valorizzare le peculiarità che ha al Nord e che ha al Sud. Cosa vuol dire Vinitaly per il Veneto, in particolare per Verona, ma per il Veneto? Beh, per il Veneto significa rendere onore a questa prima regione d'Italia per la produzione di vini con 8 milioni di ettolitri, 6 di OCG, 25 DOC e 10 GT, che significa che è anche la culla delle denominazioni. A noi serve oggi parlare però anche di quello che sono i due grandi fenomeni che abbiamo voluto valorizzare come Ministero, che sono l'Amarone di OCG e ovviamente il Prosecco, che da oggi stappa la sua prima bottiglia, e quindi ci sarà il primo stappo ufficiale, deblocage come si dice, della prima bottiglia di Prosecco di OCG.